Eder. Mac. Pallister. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di un cellulare ceduto da Sebastiano ad una persona, la quale normalizza la sua posizione affermando che gli inquirenti sapevano tutto ciò. Il fatto che gli inquirenti conoscessero questa informazione però non cambia sostanzialmente i fatti, anzi li peggiora, perché gli inquirenti, sapendo che c'era un'indagine in corso, avrebbero dovuto provvedere immediatamente a requisire questo telefono. Altra giustificazione: il telefono era stato formattato da Sebastiano. Anche questo è grave. Sebastiano non avrebbe dovuto formattare un telefono che poteva essere oggetto di indagine. Sappiamo anche che con i software di recovery tutto ciò che è presente sull'hard disk può essere recuperato anche dopo la formattazione, questo a meno che il nuovo proprietario non sovrascriva le informazioni precedenti con nuovi dati. Quello che accade in Italia è davvero incredibile e se continua così un giorno troveremo un video in cui il sensitivo Locchi dice di essere in possesso della pistola con cui il mostro di Firenze uccise le sue vittime, ma dice anche che la procura di Firenze lo sa e che quindi può tenerla. Torniamo adesso al discorso dell'interesse di Liliana verso un hotel di Sezana, perché c'è un dubbio, quello che lei non solo abbia visionato la struttura su Booking, ma che l'abbia addirittura prenotata. Questo screenshot mostra l'interesse di Liliana verso le strutture presenti su Booking. Quando avrete scelto però la struttura che fa per voi, il sistema vi manderà verso un sito sicuro, protetto, dove effettuare il pagamento. Adesso, andando a guardare bene quindi il dettaglio dell'azione di Liliana, vedremo che cerca questa struttura, poi circoletto giallo sembra effettuare il login al suo account Booking, quindi probabilmente ha finalizzato la struttura, e circoletto rosso appare Secure Booking, quindi sembrerebbe che stia proprio andando a pagare la struttura. E allora sarebbe qualcosa di più una semplice ricerca, sarebbe proprio una vera prenotazione, magari per fare proprio una sorpresa a Claudio Sterpin o chissà per cos'altro. In ogni caso una prenotazione effettuata lascia traccia, bisogna però capire se è stata trovata la email che Liliana aveva associato all'account da cui fa quella ricerca. Per quello che riguarda Claudio Sterpin, è stato nuovamente sentito in procura. Nei giorni scorsi ha dichiarato di voler dire una volta per tutte la verità. La procura ha chiesto se può dirla prima a loro. Inoltre è stato chiamato anche per fare chiarezza sui suoi vecchi account ormai in disuso di Facebook. Ore prima della scomparsa, quindi non il 14 dicembre, avviene una comunicazione di 16 minuti tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovic. Claudio Sterpin la commenta, tra virgolette, così: presunta e probabilmente farcita anche di cazzate. Come a dire, ovviamente, una storia gonfiata su cui si è ricamato molto, e a giustificazione di tutto ciò Claudio riporta quanto poi è accaduto a livello di comunicazione con Liliana nelle ore susseguenti, che dimostra in modo lampante che i rapporti tra i due non erano minimamente stati pregiudicati ed erano proseguiti in modo ideale anche nel pomeriggio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.